1000 mi piace, scrivimi qui sotto nei commenti. Napoli ti amo, lettera per lettera. Se ci riesci senza essere interrotto da nessuno ti lascerò tanti bei cuori rossi. Dai Napoli. Io con te, tu con me e con Benvenuti e bentornati sul canale Superalana. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi live reaction di Torino-Napoli. Manca pochissimo, la stagione sta arrivando alla fine. Siamo sicuri di questa qualificazione in Champions dopo 2 anni, quindi tecnicamente gli obiettivi sono stati raggiunti. Non abbiamo nulla più da dire a questo campionato se non arrivare terzi o quarti, però ovviamente meglio sempre arrivare più sopra. Ieri sera la Juve ha perso 2-1 a sorpresa e in rimonta con un calcio di rigore di Mimmo Criscito, quindi contro il Genoa. Mi fa piacere per il Genoa, a prescindere da tutto, e anche per Criscito, perché è un grande uomo, non meritava tutto quello che stava ricevendo dopo il rigore sbagliato alla fine nel derby di Genova, e quindi si è rifatto sempre dagli 11 metri, però questa volta contro la Juve e in rimonta, ripeto. Ragazzi, prima di partire vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace, lasciatene almeno 1000, ce la facciamo? Dai! Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, ragazzi, è tutto gratis, mi supportate, mi sostenete e grazie mille per l'immenso supporto che avete dato al video pubblicato ieri, il vlog che ho fatto a Castelvolturno dove ho parlato con alcuni calciatori. Veramente grazie mille, ma soprattutto per tutti i bei commenti e messaggi che mi avete mandato sia su YouTube e sia su Instagram. Seguitemi anche su Instagram, obiettivo 50.000. Ce la facciamo, dai. E lasciatemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita che abbiamo appunto giocato oggi col Torino e cosa ne pensate in generale della stagione, come è andata a finire. Diamo un voto, cominciamo a parlarne un po'. Niente ragazzi, adesso leggiamo le formazioni e poi sempre e solo Forza Napoli! Dai Napoli, segna per noi, gonfia la rete. Napoli con Ospina tra i pali, Mario Rui, Koulibaly, Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, Fabian Ruiz, Mertens ancora una volta titolare, Lozano, Insigne alle spalle di Victor James Osimhen. No, agiona malamente. Per proteggere i suoi assistenti. Dai. Insigne. Koulibaly. Missione a Belotti sul primo palo che... Mamma mia che ha preso Spina! Mamma mia, ma perché salta da solo? Sta solo lui Belotti! Ma sta solo lui! Mamma mia, cosa ha preso Spina? Cosa ha preso Spina? Ma perché te ne vai, Spina? Resta, ti prego, resta, ti prego, Spina, resta! Resta, non andare via! Non si fa piegare, va forte! Resta! Mamma mia, Giro! Mamma mia, Angelo! No, Angelo meglio, sì! Maronna, che ha combinato, Giro! Mamma mia! Di fare l'1-2, quindi ha abbassato la testa. Oh, l'hai fatto sai in coppa a giostra, l'hai fatto vedere proprio gli orrori. Il mine, tira! E conclusione! Maro! Non lontano dal primo palo, ma qui Napoli si è mosso. Per là, dai Ciro. Va Mertens con la sporcata che finisce in calcio d'angolo. Ha dato la giusta direzione e probabilmente la giusta forza. Deviata, porca, deve essere buono su qualche munizione. Sono staccati dal L'episodio è molto curioso perché abbiamo visto più volte il replay il contatto tra il piede sinistro di Belotti e il piede sinistro di Koulibaly è all'interno dell'area di rigore. Ora bisogna capire che cosa è stato considerato, se il contatto con i piedi e sarebbe stato calcio di rigore oppure la trattenuta. Se è stata fischiata la trattenuta effettivamente si concretizza, cioè finisce fuori area. Questo poteva essere rigore. Considerato il contatto tra i piedi è No, non ci capisco fatto, perché c'è stata la trattenuta fuori dall'aria, però il contatto con i piedi dentro. Io non l'ho visto. Ci poteva essere rigore questo. Fatemi sapere qua nei commenti se per voi era rigore questo. Ma voglio capire perché Spalletti vuole che Ospina rilanci la palla lunga quando poi quello è bravo coi piedi. Io non riesco a capire sta cazzo di cosa. Ma perché dobbiamo buttare la palla avanti quando quello è bravo coi piedi e ci stanno questi smarcati a difesa? Ma chiama per il pallone? Non capisco. Ci capite che hanno a marischiare? Ma stanno tutti smarcati. Siamo noi che siamo strunzati a difesa che poi perdiamo il pallone. Ma stanno smarcati, spacciamo buttiamo a fanno sta palla, che non manca facciamo niente. Facciamo ridere quando buttiamo sta palla annanzi. Ma rimedi dilettante.
dinamica, no? Che cazzo automa fa sta palla là? Spalle! Quindi devi solo Ma fa cazzare! lì a Lozano ed è pronto ad attaccare la profondità, ma Dai, finisce qua il primo tempo, 0-0, Napoli poco sveglio, poco Napoli, sbagliamo veramente delle piccolezze, anche passaggi, il Torino ha avuto l'unica grande chance con Belotti, ci vediamo nel secondo tempo e speriamo che... Partito il secondo tempo, andiamo a chiudere cazzo, svegliamoci, Samrumen! Dai cazzo, dai cazzo, mamma mia, siamo già piano gol, e dai! Bright, ma chi cazzo è Bright? Ma chi è? Ma chissà, non devi perdere il pallone a centrocampo, capisci? Cioè non è che c'ho assai proprio per capire sta cosa. Devi passarla subito. E la prossima volta che venga a Castelvolturno ti ha pure fermato. Non è capire e te ne vai con Mercedes cattina bianca. Addio! Io ho fatto il canzone un gol a te. Ti ha fermato, ti ha sentito e ha fatto reazione. A già che non pensa, no? Addio! È buono, metti a buono mezzo, lo so. Oppure metti a gelare da qua. Mannaccia! Bella palla! Tiro! È rigore! È rigore! Mamma mia che palla che ci ha dato il capitano Osimhen! Mamma mia che palla che gli ha dato il capitano Osimhen! Che stop! Un tiro riuscito. Però perché ne tirate? È rigore, è rigore proprio! Mamma mia! Ah boh però... Izzo non la vede proprio la palla! Wow, sto suonando! Pare che l'ha già tirato sto rigore! Andiamo capitano! Dai capitano! Beriscia! Croce Insigne e Beriscia non capisce. Trova una grande parata, si rimane sullo 0-0. Quarto rigore sbagliato del campionato per Insigne. Sì, ma questo è un rigore tirato bene, Dario, non è un rigore tirato male, non è un rigore lento, insaporito, è stato parato. Questo l'ha proprio parato, l'ha lento prima, sapeva che tirava là, si è mosso bene a metà altezza, la devia. Beriscia! Poi Insigne della bandierina sul primo palo, Belotti. Non so manchi chi me l'ha già pigliato. Però la scintilla è arrivata, adesso vediamo chi ne esce meglio da questa situazione. Beriscia blocca anche questa. Bravo Beriscia perché... Cioè Beriscia volesse capire quando mi ha parato un rigore in Davide solo, volesse capire Beriscia. Allora l'ha tirato buono, secondo me l'ha tirato buono Insigne. Secondo me Insigne l'ha tirato buono il rigore. Era bello, angolato, bello alto. Guarda Beriscia come si è rotto, volevo fare la presa. Beriscia! Sciocazza! Vabbè, a mezza altezza, se non mi voglio l'ha tirato buono. E un portiere che ha fatto una bella parata. Secondo me il rigore è stato tirato bene. Io vedo molti professori nei DM qua, nella chat. Non si tira così, non si tira così. E intanto voi facete pisciare a casa e chi gli occhi in serie a Mrumbitoca. Segna, ti prego! Va buoni, perché mi hanno venuto a rompere cazzo a me oggi, che non ne segnate, mannaggia cazzo! A sto punto, passala! A sto punto passa Angela Lozano, sta là! Sciocca! Mo so quando sono noi. No, ormai il nuovo trofeo è godere perché Insigne sbaglia il rigore. Ma che tenita! Mamma mia Belotti, mamma mia! Mo mangi frutturici stiamo quando sono noi. Mamma! 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 Perfetto, raso terra. Non trova la porta, ma il tiro è quello. Mamma! Un logo qui! Fabian! Tira! Sì! Daso Ruiz! Ti hai sbloccato! Hai tirato! Avamocco! Ti hai scidato! Chi l'ha visto? E la prossima volta firmati pure tu a Castelvolturno. Che spacci, non si è firmato nessuno a Castelvolturno. Wow, sono venuto e è venuto a morire. Beriscia, cremo che se ne picchia, Beriscia! Mancano 2 minuti, quello che... Calcio d'angolo. Ma allora, io oggi ho la verità a bottiglia. Rompo lo schermo del computer. Ma molto semplicemente, Perché? Perché siamo all'88esimo, quello che dici. Ma non c'ha secco, calcio d'angolo per loro! Il secondo palo esce Ospina, la chiama e la blocca. Sat mezz'ora in terra. Ospina ti sta mezz'ora in terra, ti sta. Un lancio lungo annanzi. Un lancio lungo! Ancora! Ma che non spacci in miei minuti, ma ci impariamo mai! No, ma noi siamo una frangata di scemo comunque.
Cioè, noi comunque, guarda, allora il cavaco frame, no? Allora il cavaco frame, manca un minuto, no? Che che dici? Ma potete giocare parlando ma sto parlando in una lingua straniera, sto parlando. Ma dici no alla palla per terra, senza buttarla avanti. Non si può giocare. Mancano 5 minuti di recupero. Niente, non siamo in grado di gestire la palla. Non siamo in grado di guardate un po' chi combacia qua. Non siamo in grado di gestire la palla. Ma io che là così si perdono le partite, i punti, le partite. Quelle così, contro la Roma, secondo voi, perché abbiamo perso i punti? Perché? Perché è un 90esimo, buttavamo la palla annanzi. No, ma io devo smettere di guardare le partite. Cioè che là così è? Tasto stop. Andiamo a vedere, pure quando stiamo vincendo la partita, comunque lo sfogo e un tussicamento ci deve stare, perché ragazzi è finita 0-1 la partita, però come avete visto il Napoli non sa gestire i minuti finali di una partita comunque sofferta, perché il Torino continua ad attaccare e noi, nonostante mancassero pochi secondi, pochi minuti, continuavamo pure noi ad attaccare e non a giocarla e mantenere la palla. Vabbè, ci è andata bene, 0-1 più 4 dalla Juve e ci vediamo allo stadio per Napoli-Genoa per l'ultimo al San Paolo, anzi al Maradona del capitano. Un bacio forte da Super Allan, ciao a you e sempre forza Napoli.